In Friuli Venezia Giulia, employment has reached an all-time high despite an aging population. Governor Federica highlighted the region's growing appeal, a reduced gender gap in the workforce, and new international training partnerships aimed at managed immigration. He also emphasized the need for lifelong learning and stronger workplace safety measures to keep pace with the changing job market. Beh, intanto dobbiamo dire che malgrado l'invecchiamento della popolazione, che a livello europeo, nemmeno solo italiano, ovviamente coinvolge anche la nostra regione, noi abbiamo il più alto numero di occupati in termini di numero assoluto della storia, quindi questo vuol dire che è un territorio fortemente attrattivo e ci auguriamo che lo diventi sempre di più. Oggi è fondamentale fare conoscere le opportunità che ci sono. Noi stiamo facendo molto, ma c'è ancora molto da fare. Siamo una regione che non è una delle grandi regioni italiane con un numero di popolazione enorme, però siamo una delle regioni più ricche e più produttive. Dobbiamo raccontarlo, raccontare i centri di ricerca che ci sono, le innovazioni che si crea in Friuli Venezia Giulia. E questo appunto individuando paesi specifici possiamo farlo anche promuovendo una formazione come per esempio il caso Ghana, ma io guardo con particolare interesse il Sud America, col quale facendo una formazione in loco noi possiamo portare in Friuli Venezia Giulia professionisti che conoscono già la lingua, conoscono la nostra cultura e sono facilmente integrabili. Il mondo del lavoro sta cambiando profondamente nell'organizzazione, nel rapporto col territorio, nella necessità di costruire reti anche e soprattutto con le imprese, oltre che con tutto il resto della comunità.